Aumentano i passeggeri, aumenta la volumetria del terminal, se ne fa ampia pubblicità, però, il personale si riduce o addirittura dà le dimissioni. Controtendenza che per noi non deve essere accettata. A giorni sarà comunicata la data di uno sciopero di 24 ore all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Le differenze affiorate all'incontro tra Save e FIT-CISL del Veneto sono state definite abissali dal sindacato. Da tempo, secondo il sindacato, a far funzionare il terzo scalo aeroportuale italiano c'è troppo poco personale, circa il 30% in meno di ciò che servirebbe. In una situazione destinata a peggiorare l'anno prossimo, quando tra gli altri eventi bisognerà gestire anche gli arrivi di giochi olimpici e paralimpici. Le persone danno le dimissioni perché non trovano, un ambiente sano, un ambiente equilibrato e soprattutto, uno stipendio adeguato alle competenze. Tra arrivi, partenze e transiti, si stima che nel 2025 passeranno per l'aeroporto di Venezia 12 milioni di passeggeri. Appena 3 anni fa erano solo, si fa per dire, 9 milioni, cioè tutta la popolazione dell'Austria. Nel 2028 ce ne saranno 4 milioni in più, come se si aggiungesse l'intera Croazia, per un totale di 13 milioni e mezzo di passeggeri l'anno. L'organico addetto al funzionamento del Marco Polo, con compiti che vanno dall'amministrativo allo smistamento bagagli fino all'assistenza a persone a ridotta mobilità, si aggira mediamente sulle 350 persone. 350 persone in un luogo in cui ne transitano giornalmente 33.000, cioè una città quasi delle dimensioni di Belluno. Voi cosa avete chiesto a Save? Noi chiediamo, come sempre, prima di, agire, di sedersi al tavolo, di avere un confronto vero e non, diciamo così, un modo per allontanare le risposte. Ma quando voi dite a Save che in così pochi non ce la si può fare a tenere un aeroporto così grande, cosa vi rispondono? Loro ci rispondono che riescono tranquillamente a farlo, solo che, le persone si rivolgono al sindacato lamentando, la situazione e le condizioni di lavoro.